la professoressa Carolina Pugliese e Giovanni Argentis, intanto dell'Università di Firenze, a parlarvi dell'applicazione dei virtual fencing nella gestione dei bovini. Sì, grazie. Innanzitutto grazie di averci dato questa opportunità, di aver potuto quindi lavorare anche fuori regione, anzi questo mi sembra che sia un esempio virtuoso di collaborazione. E prima di però illustrarvi i risultati, io vorrei dire due cose riallacciandomi a quanto detto da Simona e in particolare a due aspetti chiave che ha sottolineato, che sono la sostenibilità, ma questo ormai lo sappiamo, e la parola pascolo. Perché il pascolo ovviamente è, diciamo, la qualità del pascolo è il prerequisito per avere dei buoni formaggi, avere una caratterizzazione, come poi ci dirà anche Nadia successivamente, dei prodotti. E purtroppo quello che si sta verificando non solo in Friuli ma in tutto l'arco alpino è una diciamo riduzione della quantità ma anche della qualità del pascolo. Quindi questo credo che sia un aspetto che debba essere tenuto presente ai fini, diciamo, di quelle caratterizzazioni di sostenibilità, di eticità e di salvaguardia proprio di un patrimonio ambientale, ma anche culturale e sociale. Quindi, diciamo, il nostro intervento in questo progetto è stato quello di provare ad attuare delle forme di gestione del pascolo anche con delle tecniche innovative che possono quindi consentire una gestione più efficiente e sostenibile del pascolo. Per fare questo, una delle tecniche che abbiamo adottato è questa del virtual fencing, che abbiamo utilizzato in diverse aziende che io ringrazio, che sono l'azienda Gortani, Granzotti, l'azienda di Manuel Moro che oggi è presente qui e quindi mi fa piacere, finalmente vedrà anche un po' di risultati che abbiamo ottenuto nella sua azienda e l'azienda Serena Alp, purtroppo Luisa oggi non è potuta venire, però con lei abbiamo svolto alcune prove proprio quest'anno. Allora, due parole sul virtual fencing per chi non ha idea di cosa sia, ma credo che ormai ne abbiate sentito parlare. È un sistema di recinzione virtuale, quindi gli animali sono dotati di un collare e tramite un'app si disegna un recinto, quindi l'animale quando si avvicina al recinto virtuale avverte un suono che è un elemento, diciamo, di dissuasione. Questo suono aumenta di intensità, poi se l'animale non viene dissuaso dal tornare indietro arriva al recinto virtuale e subisce un impulso elettrico. Questo la prima, la seconda volta, dopodiché impara ad associare il suono all'impulso elettrico, quindi quando avverte il suono torna indietro e quindi non prende più non subisce in più questo impulso. Questo detto in maniera molto, diciamo, semplice, credo che il video sia abbastanza esplicativo. Velocemente i risultati che abbiamo avuto, abbiamo cominciato con l'azienda agricola Gortani, nelle malghe Pozoff, Malga Tamai e i pascoli delle piste da sci. Quindi abbiamo condotto una prova, come vedete, di circa 70 giorni. Questa è la zona, diciamo, qui si individuano le zone di sperimentazione, quindi una zona in verde abbiamo fatto un training per abituare gli animali al collare e poi abbiamo invece portato avanti il pascolo nelle malghe e qui sono indicate le due parti della malga Pozoff. Questa è sempre, diciamo, la malga che era stata portata avanti e gestita da Gortani nel 2023, quindi nelle altre zone di Tamai e delle piste da sci. Il tutto è stato portato avanti su 33 animali in lattazione. Ora cerco di molto velocemente spiegare i risultati. Limitiamoci alla malga Pozoff, non so se si vede la freccia, si vede? Allora, queste rosse sono gli impulsi elettrici, quelli invece in blu sono il suono.
E cosa si può vedere? Che man mano che passano i giorni di pascolo diminuiscono gli impulsi elettrici e aumenta invece il numero di suoni. Questo significa che gli animali riescono subito ad associare il suono all'impulso elettrico, quindi non arrivano a prendere l'impulso elettrico, ma rientrano prima e quindi imparano a rispettare il recinto virtuale. Questo anche nella Malga Tamai, quindi negli altri giorni di prova. Qui invece sulle piste da sci, come vedete, c'è una zona in cui aumenta un po' il numero di impulsi elettrici, ma questo perché in questo periodo voi, vabbè, ovviamente non si può ricordare, ma noi lo ricordiamo, in quel periodo sono stati dei forti temporali, sono cambiate anche alcune condizioni di gestione della mandria per cui ci sono avuti dei problemi, però in linea di massima poi gli animali hanno imparato. Questa, come vedete, è una visualizzazione che fa vedere come in effetti il contenimento funziona, perché sono le posizioni degli animali che sono sempre all'interno del recinto virtuale, che sono questi recinti disegnati, e quindi diciamo, il risultato è più che soddisfacente. Questa è una distribuzione intorno nelle piste da sci, questo è il lago a cui si attinge per l'innevamento invernale. Come vedete qui, ecco, un'altra cosa importante, per esempio si possono fare delle zone di esclusione, quindi non solo contenere gli animali, ma anche escludere dal pascolo alcune zone dove si vuole che gli animali non vadano, quindi questa è una tecnica che sicuramente è utile per l'allevatore, anche perché lui ha un'app sul telefonino, può vedere la posizione degli animali, quindi capire dove si trova, capire quindi anche se si perde un animale si è in grado di recuperarlo, vengono monitorate, quindi costantemente vengono dati degli alert agli allevatori. Nell'azienda agricola invece Granzotti abbiamo fatto una prova per vedere quanto l'animale ha memoria di quello che ha appreso, quindi ad una fase di apprendimento, quindi animali che per la prima volta mettevano i collari, è seguita una fase di non uso del collare di circa 90 giorni. Nella fase successiva gli stessi animali sono ritornati ad avere il collare e praticamente gli animali non hanno il numero di scosse che hanno ricevuto nella seconda fase di riapprendimento era veramente molto molto basso. Infatti vedete durante l'apprendimento il numero di suoni è andato a aumentare e quello degli impulsi elettrici a diminuire. Addirittura nel reapprendimento il numero di suoni è sempre aumentato, ma il numero di impulsi è sempre stato molto basso. Quindi questo vuol dire che l'animale ha memoria e impara quindi anche a distanza di tempo a associare il suono all'eventuale impulso elettrico. E infine i dati di Manuel, su cui abbiamo lavorato, devo dire, ora non perché è qui presente, ma abbiamo lavorato molto bene, anche perché Manuel ha anche il robot di mungitura, quindi abbiamo potuto fare anche un'associazione con la qualità del latte. E quindi abbiamo lavorato con, diciamo, alternando il virtual fencing con dei periodi invece di pascolo in continuo, quindi senza il collare, quindi abbiamo fatto 4 periodi alternando le diverse gestioni e quello che abbiamo visto è che per quanto riguarda la produzione, il contenuto in cellule somatiche, il contenuto in proteina del latte e il contenuto in grasso in particolare, ecco queste ultime due componenti del latte, facendo un confronto diretto tra per esempio virtual fencing e pascolo normale, la qualità del latte non è cambiata, quindi questo significa che appunto il virtual fencing comunque non influisce. Qui potete vedere una diminuzione del contenuto in cellule somatiche, ma questa è probabilmente legata anche al passaggio di gestione dalla stalla al pascolo e come sappiamo nel pascolo le caratteristiche sanitarie del latte comunque migliorano. I tempi di ruminazione che sono stati calcolati sempre grazie a dei sensori che abbiamo messo sugli animali e il tempo di pascolo comunque il tempo di ruminazione non cambia, così come non cambia il tempo di pascolo tra i vari tipi di gestione.
Questo per quanto riguarda poi, va bene, è sempre il confronto tra il virtual fencing, diciamo, della prima fase con la seconda fase, ma questo è una, diciamo, conferma. Aumenta quindi nella seconda fase il numero di suoni e diminuisce il numero di impulsi elettrici, quindi si conferma sempre questa capacità di apprendere da parte degli animali. E questa, ecco, per farvi vedere come Manuel si è divertito poi anche a spostare i recinti, a fare dei recinti anche molto stretti per agevolare gli spostamenti. Quindi comunque, come vedete, gli animali riescono sempre a rimanere nella recinzione. E con l'azienda agricola Serenalp, con Luisa, quest'anno abbiamo diciamo, provato anche con lei, perché lei ha preso in gestione la Malga Pozoff, che era invece di Cortani nel 2023, e anche lei ha provato i collari. Io non ho qui i risultati, ma ora mi dispiace, non è potuta venire oggi, però ci ha detto che si è trovata molto bene e quindi speriamo, insomma, se sarà possibile, ripetere e ampliare questa prova anche con altri allevatori. Quindi niente, io con questo ho finito, però voglio lasciare la parola a Gianni perché lui parlerà invece di tutta la parte di agronomica. Possiamo andare avanti? Puoi togliere, vai avanti. Sì, allora, buongiorno a tutti, anche io ringrazio per l'invito, anch'io farò veloce perché Stefano incombe. Giusto una dozzina di minuti per descrivere quello che abbiamo fatto sui pascoli, molto brevemente i risultati più eclatanti, perché giustamente gli animali pascolano, ma pascolano sui pascoli. Gli obiettivi principali della nostra valutazione hanno riguardato lo studio delle risorse con metodologie sia standard ma anche innovative, sempre per rimanere nell'ambito del progetto della zootecnia di precisione, chiamiamola così, ma anche di fare delle valutazioni sull'eventuale evoluzione di queste risorse sfruttando degli studi fatti in precedenza. Il primo obiettivo era appunto quello di fare una valutazione delle risorse allo stato attuale. Io mi limito a riportare i dati delle due malghe che Carolina ha già presentato, cioè quelle di alta quota di Pozoff e Tamai, di cui vedete qui qualche fotografia. In realtà, come abbiamo già detto, abbiamo lavorato anche nel fondovalle dell'azienda di Manuel qui a Ravaschetto, quindi ci sono dei rilievi anche qui in basso. Abbiamo lavorato appunto in 3 stagioni vegetative, dal 23 al 25. In tutto sono stati eseguiti nei 3 anni, poi vedete diversi colori che fanno capire quando abbiamo lavorato e dove e quando. Sono stati fatti dei rilievi sia sulle caratteristiche topografiche, quindi banalmente posizione, altitudine, eccetera, tutte prese con il GPS. Poi abbiamo effettuato la caratterizzazione produttiva come facciamo solitamente, tradizionalmente, cioè prelevando l'erba da dei campioni di area nota che poi viene essiccata, quindi possiamo riportare tutto a peso secco. E poi chiaramente sono stati fatti dei rilievi botanici, come si vede qui nelle aree prima di sfalciarle, per capire cosa c'è, che specie ci sono, la percentuale di presenza e quindi dare un po' una valutazione del valore pastorale, del valore foraggero del pascolo. Sono stati fatti solo negli ultimi 2 anni anche 4 voli con il drone, di cui ancora non abbiamo esattamente poi tutti i dati elaborati, ma vi farò vedere qualcosa di simile dal remoto sfruttando invece il satellite. Come dicevo, noi abbiamo lavorato in aree che erano state comunque già studiate da un lavoro della regione Friuli, scenari dell'alpioltura friulana, in cui i rilievi erano stati condotti in precedenza circa una dozzina di anni fa, quindi nelle 2 malghe in cui abbiamo lavorato abbiamo potuto anche fare delle osservazioni oltre all'attuale, diciamo, dinamiche, per vedere cosa è successo in questo numero di anni piuttosto ridotto. E si vede facilmente, mantenendo le stesse tipologie di pascoli aveva individuato Pasut nel suo lavoro del 2013 come rilievi, che i pascoli migliori sono diminuiti. Qui siamo a Pozoff su una superficie piuttosto ridotta obiettivamente
di circa il 20% e si sono distribuiti su altre tipologie di pascoli, fra cui quelli magri oppure anche quelli degradati. Il degrado può essere dato sia dall'invasione legnosa, quindi alberi, arbusti, o anche diciamo, l'espansione delle nitrofile. Sicuramente c'è stato un degrado, cosa che comunque viene confermata anche nella Malga Tamai. Qui vedete appunto le mappe del 2013 e quelle ricostruite con i nostri rilievi allo stato attuale. In questo caso sono diminuite soprattutto le aree aperte, sia pingui che magri, è aumentata la flora nitrofila soprattutto in un'area e sono nettamente aumentate le formazioni arbustive. Quindi c'è sicuramente anche in un periodo piuttosto ridotto di tempo un degrado della vegetazione che è stato in qualche modo evidenziato, messo in luce. L'altro obiettivo, il secondo, sempre per applicare tecniche innovative, era quello di cercare di mettere a punto dei modelli semplificati che potessero fare delle valutazioni ad ampia scala utilizzando il remote sensing, cioè il telerilevamento, e elaborando delle immagini satellitari. Tanto per farvi capire, noi abbiamo sfruttato un satellite che è il Sentinel-2 di un progetto europeo che esiste dal 2017 e che rileva con dei sensori multispettrali, che vuol dire, diciamo, detto in parole povere, lavora sia nel visibile ma anche nell'infrarosso, comunque nello spettro non visibile. Lavora delle immagini, questa è cosa vedremmo se noi fossimo sul satellite, cioè con veri colori, con una risoluzione a terra molto, diciamo, di dettaglio, sono pixel di 10 metri per 10 metri, e con un tempo di rivisitazione sulla stessa area ogni 5 giorni. Questo vuol dire che il satellite ogni 5 giorni fa una foto, diciamo così, della stessa area. Quindi io potrei, non solo negli anni dal 2017 a oggi, ma anche durante la stagione vegetativa la stessa, avere delle immagini per valutare l'evoluzione del pascolo e della vegetazione, almeno potenzialmente, come vedremo, perché poi ci sono sempre dei problemi. Qui è per farvi capire dove sono le aree dove abbiamo lavorato, le due Malghe e la zona delle piste dello Zoncolan. Questa è quella che invece usiamo noi, non l'immagine precedente, ma senza scendere nei dettagli, noi possiamo elaborare degli indici di vegetazione, il più diffuso è questo qui, NDVI, che vale da 0 a 1, che praticamente più è alto, più è vicino a 1, vuol dire che a terra c'è una maggiore efficienza fotosintetica, un maggiore funzionamento del pascolo, volendo anche una maggiore produzione, cioè una maggiore presenza di biomassa secca, che noi chiaramente possiamo a ritroso paragonare con quella che abbiamo preso a terra durante, diciamo, le nostre campagne di rilievo. E quindi questo potrà servire, servirà o serve per fare delle stime della biomassa presente su vasta scala, perché chiaramente andare a farlo a terra è molto più oneroso e costoso. Diciamo il convitato di pietra specialmente in zone montane è comunque la nuvolosità, perché dicevo prima potenzialmente le immagini sono ogni 5 giorni, però spesso zone montane, anche noi abbiamo preso diversi acquazzoni, non sempre l'immagine è realmente disponibile, perché se è coperta da nuvole, come in questo caso, noi non abbiamo la possibilità di ottenere quegli indici che vi dicevo prima, quindi sono immagini perse, fra virgolette. E in una stagione di circa 100 giorni purtroppo ce ne sono diverse. Quindi noi mascheriamo l'area, quindi questa è una zona dove c'è una nuvola, qui potremmo elaborare i dati, e in questa zona centrale no, quindi è un'immagine praticamente che noi in qualche modo buttiamo via, non possiamo elaborare. Nonostante tutto i risultati, noi abbiamo messo a punto una relazione qui un po' complicata, non ve la sto a spiegare, ma in cui la biomassa a terra dipende solo da questo indice che io posso elaborare, questo NDVI, da satellite. Qui vedete sempre per la zona di alta quota, quindi di Tamai, una elaborazione dal 1° luglio, quindi a metà stagione, e una verso la fine della stagione. Si vede chiaramente una diminuzione a terra della biomassa dovuta alla senescenza delle piante o, volendo, anche al pascolamento, al prelievo degli animali. Se noi invece di parlare della singola produzione, diciamo pixel per pixel, perché noi queste elaborazioni le facciamo per ogni, diciamo, quadratino che riusciamo a stimare a terra dal satellite, la possiamo, in questo caso abbiamo suddivisa in gruppi di produttività
del pascolo, come vedete qui in basso, siamo riusciti a riallocare, a rielaborare e ricollocare nel punto giusto, facendo un confronto con i dati presi a terra, 61% dei casi, quindi vuol dire un'accuratezza abbastanza adeguata. Questo ci permette di calcolare a terra diciamo con una buona precisione la biomassa presente, senza fare rilievi a terra. Che vuol dire questo? Vuol dire tutto sommato anche questi sistemi innovativi nel settore della vegetazione funzionano, ci permettono sia di stimare la produzione, sia di fare degli studi evolutivi. Quali potrebbero essere le prospettive future in eventuali progetti futuri? Cercare di fare questa evoluzione, come ho cercato di spiegare, anche a livelli più ampi, non solo su 2 malghe pilota come si è fatto noi o 3, ma su superfici ben più ampie, quindi a livello comprensoriale, o a livello regionale. Ora mi sembra veramente un azzardo, ma questo potrebbe forse farci capire, per esempio, negli ultimi 10-12 anni, perché potremmo rielaborare tutti i dati dal 2017 in poi, quanti pascoli nella regione in un comprensorio sono stati persi, quanti sono stati invasi o ricolonizzati, per esempio da specie arboree arbustive. Oppure potremmo, sempre nella zona dello Zoncolan, arrivare a espandere la classificazione dei tipi di pascolo, sia produzione sia dei tipi vegetazionali come quelli che abbiamo visto in precedenza. L'obiettivo sarebbe quello di rendere il più possibile automatica, semiautomatica questa lavorazione, in modo da non dover fare rilievi a terra. Però a livello anche gestionale quello si potrebbe fare, potrebbe essere di unire queste indagini in alcune malghe pilota con le tecniche zootecniche del virtual fencing, per esempio, per indirizzare la gestione. Ad esempio, cercare di indirizzare il prelievo degli animali con i recinti virtuali nelle aree dove c'è più biomassa, auspicabilmente dove c'è anche più qualità del pascolo, parametro che noi per ora non abbiamo stimato, e quindi efficientare, rendere più efficace il pascolamento, magari anche per ottenere vantaggi, e non sono solo quelli pastorali, ma anche dei servizi che può offrire il pascolo, tipo la biodiversità, i servizi ecosistemici, eccetera. Queste potrebbero essere delle prospettive future di ampliamento e di prosecuzione del progetto. Anch'io ho finito, ringrazio tutti voi, anche tutti i colleghi qui vedete che hanno collaborato a questi 3 anni di rilievi. Grazie.